Ho il piacere di introdurre la premiazione della 53esima edizione del concorso letterario Leoni di Muggia, organizzato dall'Università Popolare di Trieste in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume e il Comune di Muggia, con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e il patrocinio della provincia di Trieste. Quest'anno la commissione di giuria è composta dal presidente, professor Fabio Finotti, dalla professoressa Maria Cristina Benussi, dalla professoressa Irene Lisentini, che è qui con noi, dalla rappresentante dell'Unione Italiana Marianna Jelic-Cibuic e in rappresentanza del Comune di Muggia Enzo Santese. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla commissione giudicatrice per l'arduo lavoro che li ha impegnati a lungo, data la consistente partecipazione al premio. Ben 205 raccolte di poesia e 256 racconti. Ci tengo a sottolineare i 53 anni di collaborazione, 53 anni per un concorso che senza soluzione di continuità ha iniziato e siamo ancora qui, ecco, è ormai un traguardo e una cosa eccezionale a livello italiano per tanti concorsi anche letterari. Noi come Università Popolare di Trieste siamo un ente che nel 2014 festeggerà i 115 anni di vita, quindi 115 anni di vita il nostro ente, nato per la tutela della cultura italiana in periodo asburgico nell'899, salto tutti i vari passi, ci ritroviamo nel 2014, voglio dire, a tutela della cultura italiana, ma una cultura italiana allargata prima di tutto da 3 anni a livello nazionale come concorso nazionale, che per noi è già un grande risultato, però ovviamente estesa in un'idea e in un'ottica europea, perché così vuole essere. Vengono segnalate raccolte dal motto "Per i miei tanti maestri di Fuglio Segato di Trieste". Segnalata la raccolta Luoghi Interminati di Roberto Borghetti di Ancona. Terzo classificato Marco Senesi di Albano Laziale con Antright. La seconda classificata, Anna Elisa De Gregorio di Ancona, con Una teoria sui colori. Primo classificato, Maurizio Paganelli di Milano, per la raccolta di poesie dal motto Ex Abundantia Cordis. Il settore prosa. Vengono segnalati i testi del titolo Il settimo gradino di Roberto Lazzari di Ponte San Giovanni, provincia di Perugia. Viene segnalato il
testo dal titolo L'uomo che accarezzava le farfalle di Vanes Ferlini di Imola, in provincia di Bologna. Terza sclassificata, Paola D'Agora di Pordenone, con Il quaderno delle parole. Secondo classificato, Pasquale Quaglia di Capaccio Pestrum, in provincia di Salerno, con Amici per la Luna. Prima classificata, Roberta Lepri di Grosseto, con Cancelletto lieve.